Buongiorno a tutti ragazzi, misteriosi segnali radio arrivano da una galassia lontana e stanno facendo molto discutere tanti scienziati. Questi scienziati, che sono canadesi, hanno rivelato 13 nuovi radio burst dallo spazio profondo. Gli astronomi hanno rilevato per la seconda volta ripetitiva dei misteriosi segnali che possono essere di natura extraterrestre. In effetti, in questi giorni una di queste scienziate, un'astrofisica, è andata alla BBC ed è stata intervistata. La ragazza giustamente ha spiegato che questi segnali radio possono essere tranquillamente, ciao Angela, di origine extraterrestre di una civiltà molto avanzata, molto grande, può produrre questa energia, quindi possono essere i segni di una civiltà aliena avanzata. Questo durante un'intervista in diretta con la BBC. Fatto sta ragazzi che mentre la ragazza cercava di spiegare, ciao Cetti, cercava di spiegare con diciamo termini normali, non da astrofisica, per far capire le persone, all'improvviso questi della BBC hanno detto sì sì va bene, abbiamo capito, e hanno interrotto la, diciamo, l'intervista. Non si sa perché si sono comportati così, però hanno spezzato subito, diciamo, quello che stava per dire l'astrofisica, perché l'intervista non era finita, quella stava continuando. Solo che diciamo, la giornalista della BBC ha dato subito un taglio netto alla intervista, che poi era una diretta, quindi non c'è a battere sì sì, è come dici tu, una delle teorie più straordinarie, grazie grazie ciao, cioè improvvisamente ha tagliato tutto. Quindi misteriosamente l'audio è stato tagliato ed è stata rimossa l'immagine dell'astrofisica. Quindi giustamente immaginate tutti che tipo di reazione si è avuta sui social network. I teorici giustamente della cospirazione si sono lamentati, diciamo che la BBC pubblicamente fa parte dei media manipolati per nascondere, come ben sappiamo, la verità. E in questi casi non si aspettavano che l'astrofisica si aveva questi commenti da fare. In effetti non era stato studiato che cosa dire, in effetti era una diretta, quindi non si sapeva che cosa avrebbe detto. E come hanno visto che la situazione stava un po' andando oltre, l'hanno bloccata, cioè è stata tagliata addirittura un pezzo di audio ed è stata tolta subito l'immagine. Quindi vi lascio immaginare come hanno fatto i media americani, un casino. Come dicono forse questi cospirazionalisti, diciamo, questo conferma che forse gli alieni già sono tra noi, infiltrati nella nostra società. Questo hanno detto. Quindi diciamo che in effetti hanno ragione, poi li chiamano complottisti, non complottisti. Purtroppo questi dicono, ciao, buongiorno Maria, dicono perché avete interrotto l'astrofisica che stava parlando su una cosa che poi giustamente viene finanziata pure da loro, in effetti, dalla società americana. Quindi perché quella stava spiegando che forse questi segnali radio stanno arrivando da una galassia dove ci sta una civiltà aliena molto avanzata, stava spiegando bello in termini normali e non scientifici per far capire a tutti, quando questi la bloccano e non la fanno parlare più. Cioè, proprio a confermare che tendono sempre a nascondere tutti. Ciao Carla, buongiorno. Quindi come sempre ragazzi, la verità, come vedete, viene sempre occultata in effetti. Poi quando noi facciamo questi video, chi ci chiama complottista? Noi siamo i complottisti in effetti, noi pensiamo sempre a male, noi siamo fatti così,
cospirazionalisti e tutte queste stronzate che loro vogliono dire. Quindi, in effetti, i veri complottisti sono loro che nascondono sempre tutto. Quindi, non è che questa la chiamano cospirazione, ma di che? Tu hai tagliato l'audio della ragazza che stavi intervistando, tu l'hai chiamata tu, non è che quella è venuta di spontanea volontà. Quindi ragazzi è del ridicolo. Quindi poi cospirazione, complottisti ci chiamano di tutte le maniere, ma non è che noi lo facciamo per gusto. Adesso dopo aver fatto questa cosa qui, no, io che devo pensare? Che nascondete qualcosa, non è che posso pensare qualcosa diciamo di positivo. Scusa, tu dici cospirazione, complottisti. Questa ti sta spiegando semplicemente che cosa può essere. Tu interrompi come questi e incominci a parlare di alieni, civiltà avanzate, me la fermi, cioè la blocco. Dici grazie, grazie, arrivederci. Cioè quella non aveva finito di parlare. Quella doveva ancora spiegare, perché giustamente non è che posso andare in tv e dico guarda ci stanno i alieni e basta vecchio, no, è finita. E dammi il tempo pure di spiegare, no? Cioè non ha senso ragazzi, quindi poi vogliono la cospirazione, poi vogliono i complottisti, dicono che quelli come noi, come me e come tanti altri pensiamo sempre a male. Ma una persona normale che capirebbe su? Perché queste notizie qua come vedete non si sanno, quindi si devono davvero cercare. Sì, Maria, però vedi la TV italiana, vedi sì, questa notizia si è saputa perché l'ho detta io, qualche altro youtubers americano e via dicendo. Però in effetti non lo sa nessuno, in effetti si trova più roba su YouTube che non sulla TV. La TV basta in Italia, basta che pensano a Canale 5, Italia 1 e altri canali a fare queste stupidaggini di puntate, tutte queste cose, è finita, diciamo. Sì, ma allora era meglio che non la evitavano perché vedi, poi succede il casino e poi giustamente tutta la gente dice perché l'avete fermata. Sì, Livia, sì, ma il problema è quello, se non volete che un'astrofisica vi dica come la pensa e che cosa può essere, non la invitate e basta. Non è che quella quando incomincia poi a dare una spiegazione logica e tutto me la fermate. A sto punto qua era meglio non intervistarla, perché questa qua era una diretta e non una cosa programmata. Allora, una cosa programmata è che tu vai in studio e devi dire questo, questo e questo. Allora, questa è programmazione. Invece quando fai una diretta come adesso, come lo sto facendo io, no? Vedi, io posso parlare di una cosa, vado un'altra, quindi posso dire qualsiasi cosa, nessuno mi può fermare. E così è stato lì. Lì purtroppo la giornalista della BBC ha fatto un taglio netto quando questa stava andando oltre il limite. Allora si vede che lì hanno dei limiti che non possono essere superati. Appunto, come dicono i complottisti che saremo noi pensiamo che tutto sia manovrato, ma è così, non è che stiamo dicendo qualcosa di insensato, in effetti. Se non lo era, non l'avresti fermata a questa, la facevi finire di fare la spiegazione. Quindi voi prima stanziate miliardi e miliardi di euro per fare la ricerca su, diciamo, su alieni, su vita su altri pianeti, però poi quando qualcuno poi incomincia a trovare la verità la occultate, cioè questo non ha senso ragazzi. Cioè voi stanziate milioni e milioni di euro per la ricerca della vita su altri pianeti e sui segnali radio che provengono da galassie lontane. Stanziate un sacco di miliardi e poi quando qualcuno viene in tv a dire qualcosa semmai di logico lo bloccate. Cioè questo non ha senso proprio, cioè qua non si tratta di complottismo o cospirazione, no, no. Qua si tratta di uscire pazzi ragazzi, non ha senso. Cioè io ti do 1000 euro ad esempio per farmi una ricerca, poi me la fai e non me la dici. Non ha senso. Cioè, è un controsenso, sì, Angela, sì, perché l'America, come tutti gli stati che ci sono, come pure il Vaticano, come tanti altri che hanno questi telescopi,
ad esempio, cercano la vita su altri pianeti. Se poi uno scienziato di questo viene intervistato e quello giustamente dice che sì, dice vedete che così, 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 forse è una civiltà aliena molto avanzata che sta mandando dei segnali radio e la signora stava cercando di spiegare a parole, diciamo, comprensibili per le persone, non in modo scientifico. Quella, grazie, grazie, abbiamo capito. Cioè, non ha senso, ragazzi. Questo è pazzesco proprio. Sì, sì, ma tanti sono gli scienziati che con gli anni, se vedete, sono scomparsi, morti misteriosamente. In effetti ci sono tanti di questi scienziati che sono stati fermati. Quindi anche il famoso Tesla, se vi ricordate, è stato bandito da tutte le sue scoperte. Ora tutti quanti vogliono fare la famosa torre di Tesla che aveva, diciamo, il compito dell'energia gratuita. Ma Tesla fu fermato perché in realtà lui aveva trovato il metodo come trarre energia pulita e giustamente ragazzi, mettendo energia pulita dallo spazio, da tutto quello che ci circonda, automaticamente ragazzi, centrali atomiche dovevano essere ferme, petrolio fermo, tutto quello che produceva energia e produce ancora tutta energia doveva essere eliminato. Perché giustamente se io posso prendere energia pulita a costo zero, è stato fatto fuori, ragazzi, Nikola Tesla. Quello era un grande scienziato, forse si vocifera che fosse una persona aliena, in effetti, però uno di quelli buoni, cioè stava cercando di dare all'umanità energia pulita, diciamo senza nessun impatto ambientale, però giustamente i padroni delle centrali atomiche, petrolifere e tutte via dicendo lo hanno fermato. Ma sempre i poteri forti sono stati quelli che hanno fermato a questo. Lui aveva la capacità, io ho visto in video, che Tesla riusciva a fermare il maltempo con una elica. Se andate su YouTube e scrivete Nikola Tesla ferma, apre le nuvole, vedete ragazzi che lui ha inventato una pala con magnetismo, come lui diceva, con certi magneti dentro, questo era davvero uno di quei pochi scienziati che vanno oltre l'immaginabile. Questa pala incominciava a girare su se stessa come un ventilatore, ragazzi, mentre il cielo era nero, ragazzi, si apriva ed usciva il sole, cioè una cosa. E l'hanno fatto un sacco di volte, non è che è capitato, dice vabbè oggi è capitato, domani è capitato, no, questo esperimento è stato fatto un sacco di volte e tutte le volte è capitata la stessa cosa. Poi lui aveva una cosa dei terremoti, in effetti non è che prevedeva i terremoti, però diceva ciao Marinella che la Terra deve avere delle valvole di sfogo, cioè delle valvole che la terra deve sfogare. Erano tipo, non so, dei cilindri da mettere a terra per far, diciamo, sfogare i terremoti, per non far toccare le placche. E anche questa cosa lui era capace di prevedere i terremoti. Però se mettevano questo macchinario, che poi era un tubo in effetti grande da mettere sottoterra, tipo uno sfiato, va, uno sfiatatoio, chiamiamolo così, la Terra non avrebbe prodotto questa fortissima intensità di terremoto. Cioè questo scienziato aveva fatto due o tre cose che andavano oltre l'immaginabile, che neanche Einstein, Isaac Newton avevano mai immaginato. Purtroppo è morto povero, nessuno ha voluto i suoi brevetti, però tuttora, secondo me, qualcuno i suoi brevetti ce li avrà, perché dopo che è morto in casa sua non sono stati trovati più nulla, nessun documento. Lui era pieno, ragazzi, di fogli, foglietti, tutto. Difatti, quando ha fatto l'intervista con la TV italiana, lui era pieno, pieno di carte, progetti, invenzioni, come. Quindi un casino aveva sul tavolo. Non è stato trovato un solo foglio dopo la sua morte.
Quindi per forza ragazzi, servizi segreti e tutte queste cose misteriose hanno fatto piazza pulita. Adesso chissà chi ha le carte di questo povero uomo che cercava solo di aiutare l'umanità a migliorare. Purtroppo non nascono sempre queste persone, e anche se nascono ragazzi, come potete ben vedere, li mettono a tacere, li parcheggiano come dico io in napoletano. Quindi il mondo, ciao Paghi, non lo puoi cambiare, purtroppo siamo tutti corrotti, metto tutti quanti in mezzo. Quando si tratta di soldi tutti si corrompono. Ciao Frenzy, buongiorno pure a te. Quindi ragazzi, questa intervista è stata misteriosa, strana allo stesso tempo. Cioè questa cercava di spiegare che forse tutti questi segnali radio che avevano ricevuto erano di origine aliena. Come ha detto, così hanno fermato l'intervista bloccata. Poi vogliamo dire cospirazione, complottismo, ma di che? No, un'astrofisica stava facendo un'intervista alla BBC, una diretta in effetti, quindi nulla di programmato, e la signora stava spiegando che questi segnali radio erano di provenienza extraterrestre di una civiltà molto avanzata. Come la signora ha detto queste cose, la giornalista l'ha interrotta, ha detto vabbè, grazie, grazie. La signora si vedeva che voleva continuare, ma l'hanno tagliato questa spezzone di video, quindi è stata fermata in effetti. Quindi la signora non ha potuto continuare la sua spiegazione. Quindi la cosa che dico io, perché nascondere sempre queste cose? Se l'avete chiamata per fare una diretta, perché poi qualcuno ha detto no, si è perso il segnale radio, così, tutte queste stronzate così, chiamiamolo proprio così. Vabbè, dopo controllo un attimo, Paghi, devo vedere un attimo quanti Paghi ci sono su YouTube. Dopo prometto che mi metto alla ricerca del Paghi falso. Già so chi è, comunque lo troviamo, non ti preoccupare, lo mettiamo subito a parcheggio. Vabbè ragazzi, vi auguro una buona giornata, quindi come sempre la verità ci viene occultata. Vabbè, ma questo si è sempre saputo, quindi non è una novità quello che dico, è la semplice verità. Ragazzi, ci sentiamo più tardi per qualche video, qualche mistero. Tanto qua il mondo è pieno di misteri, quindi chissà quante cose potremmo sapere e non sappiamo. Ciao a tutti ragazzi e buona giornata.